comparto che con i suoi 11 milioni di euro di fatturato complessivo vale più dell'8% del PIL regionale, 15,8 milioni di arrivi, 62,3 milioni di presenze nel 2012, delle quali il 64,8% rappresentato da visitatori stranieri. Ogni 5 pernottamenti in Italia uno è registrato in Veneto. Sono i numeri da record che la regione ha sfoggiato all'ultima BIT, la borsa internazionale del turismo di Milano, la più importante vetrina italiana del settore. Non solo si conferma la prima regione, ma conferma anche il trend di crescita. Pensavamo che con il 2011 aver toccato una punta record importante con 15.700.000 turisti, il 2012 che sembrava insomma che ci fossero delle nubi all'orizzonte di crisi, siamo cresciuti pochino, di un 0,3%, ma ovviamente abbiamo confermato questo grande primato. Prima regione in Italia e quarta destinazione in Europa. Risultati in controtendenza con la crisi, che sono il frutto di strategie di comunicazione mirate a promuovere anche a livello internazionale le tante risorse che il territorio veneto offre, dalle spiagge alle Dolomiti, patrimonio dell'umanità, dalle terme alle città d'arte, dalle ville fino alla Pedemontana, la nuova area turistica promossa dalla regione. Diversificare, di offrire sempre nuovi prodotti al turista che sceglie il Veneto. Questo territorio collinare, la cintura tra la pianura e la montagna, che offre le stesse caratteristiche che può offrire la Toscana e l'Umbria, che sono più conosciute per questo tipo di offerta turistica. Però pensiamo che a mezz'ora di strada si può essere a Venezia, a mezz'ora di strada si può essere a Cortina, e ci sono dei percorsi enogastronomici straordinari che si possono fare in macchina, a piedi, a cavallo, in bici, quindi ognuno può scegliere il mezzo che più gli è congeniale per visitare questo territorio. La Pedemontana abbraccia 150 comuni prealpini tra le province di Verona, Vicenza e Treviso, dalla Valpolicella fino a Vittorio Veneto, un'area finora interessata da un turismo cosiddetto minore che si sta ritagliando però nuove importanti quote di mercato con un decisivo incremento delle visite soprattutto dall'estero. Ecco, un'area bellissima che non è stata sufficientemente fino ad ora promozionata in modo autonomo, quindi una nuova area tematica che vede gli operatori molto interessati. Si parla soprattutto di un turismo culturale, che è quello legato alle ville venete, bellissime quelle del Palladio, ai borghi storici, pensiamo a Soave, Bassano del Grappa, Marostica, Tiene, Asolo, bellissimi, Conegliano, e poi invece tutti gli aspetti legati al turismo enogastronomico. Dobbiamo fare capire a questi visitatori che siamo una zona splendida, che abbiamo delle attività di richiamo interessantissimi, dalle ville venete a tutti i nostri centri di accoglienza, e che fare una passeggiata o una gita nella Pedemontana veneta serve per arricchire il percorso che hanno fatto nel Veneto. I margini di successo per le colline del Veneto senza alcun dubbio ci sono, si prestano particolarmente bene al quel turismo slow oggi tanto in voga, fatto di passeggiate in bicicletta, itinerari culturali, mangiate pantagrueliche e indimenticabili giri per cantine. Qui nascono infatti alcuni dei migliori vini italiani. In quest'area molto vasta, un quarto del Veneto per quanto riguarda il numero dei comuni, troviamo ben 8 strade del vino, che sono le strade del vino della Valpolicella, del Soave, dell'Essini d'Orello, del Gambellara, del Breganze, Asolo e Colli del Montello, e poi ovviamente la strada del Prosecco. E il Prosecco e l'Amarone sono i veri emblemi di questo territorio. Ovviamente abbiamo tantissime cantine, in questa fascia più di 400 cantine aperte al pubblico, e poi una miriade di aspetti interessanti che sono legati ai piatti e prodotti tipici. Abbiamo una ventina di prodotti riconosciuti a livello europeo, fra un po' si aprirà la stagione dell'asparago di Bassano, della ciliegia di Marostica, tanto per dire, che sono conosciuti ormai a livello nazionale. A breve la Pedemontana avrà anche un suo logo identificativo frutto dell'ingegno del vincitore di un contest che ha coinvolto più di 1200 creativi, e poi ci sono siti dedicati, apposite pagine Facebook. La comunicazione delle potenzialità dell'area sa sfruttare non solo i canali tradizionali come le fiere di settore italiane e internazionali, ma parla volentieri anche la lingua del web. Molto interessante è anche la nostra presenza con i siti internet. Abbiamo un nuovissimo sito che si chiama pedemontanavicentina.com, poi abbiamo fatto un'app che anche questa è scaricabile, Pedemontana Vicentina, molto interessante, e poi siamo presenti nei social network, e quindi abbiamo una nostra pagina pedemontana.v, una pagina Pedemontana Vicentina, collaboriamo con la pagina Pedemontana Veronese, Collina Veneta,
che ormai sono attive da 4-5 anni, quindi fin dall'inizio, e fanno conoscere al visitatore di questi siti e di questi social network quanto di interessante viene proposto giornalmente nella Pedemontana.